Sabato 2 novembre, commemorazione dei defunti. È il 306esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 59 al termine. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 16:57. La luna sorge alle 12:24 e tramonta alle 21:14. Il maresciallo Radetzky, governatore austriaco del Lombardo-Veneto, compie 90 anni. Resosi tristemente famoso per le persecuzioni contro i patrioti italiani, non gode certo la simpatia dei sudditi, i quali, stupiti che abbia raggiunto una così rispettabile età, vanno sussurrando: «È il Senato nel giorno dei morti, Dio mandà un sacco d'accidenti, ma non vuol proprio crepar, il ganapè è dura come quea d'un can». Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso o coperto, seppur con possibilità di qualche locale parziale schiarita. Probabilità medio-alta sulle zone meridionali e alta altrove di precipitazioni, in particolare tra il pomeriggio e la sera, anche a carattere di rovescio, almeno in pianura. Il limite delle nevicate sarà sui 2000-2300 metri, salvo risultare un po' più basso alla sera sulle Dolomiti. Temperature in aumento, specie le massime in pianura, mentre nelle valli potranno risultare stazionarie o in contenuto calo. I mulini di Cervara ne sono la diretta testimonianza per degli strumenti di forza naturale che trasformava il ferro in utensili per la terra o in armi per la difesa, la lana in filati per le vesti, ma soprattutto il grano in farina per il pane. Santa Cristina si raggiunge facilmente in bicicletta attraverso i percorsi che ricalcano il passaggio del treno a vapore da Treviso verso il Po di Ostiglia. 116 km in parte tornati percorribili in un viaggio tra natura e storia che non ha paragoni. A Santa Cristina la fermata è d'obbligo, vuoi per visitare la chiesa con le sue splendide pale di Lorenzo Lotto, vuoi per entrare in sintonia con la natura attorno al Sile, fiume di sorgiva a portata costante più lungo d'Europa. Con un po' di fortuna si riesce a salire anche su qualche pantana, la barca progettata proprio per questo fiume, e percorrerne quei tratti che portano alle sorgive, nello splendido e per certi versi ipnotizzante gioco delle bolle che appaiono improvvisamente offrendo per salire in superficie.